Tutto pronto al Pala Tarquini, è il pomeriggio di Virtus Ciampino La 10 Livorno, incontro valevole per la 12ª giornata del girone B della Serie A2 femminile. Amiche e amici del futsal, il più cordiale dei saluti da Alessandro Cappellacci, Lucentini, Felicetti, ma si comincia adesso. Oggi come pivot, partenza per lei, praticamente un universale, ma intanto c'è il tiro subito di Jessichigna, si fa scippare il pallone, riparte da 10 Livorno con Daddato sulla sinistra, la conclusione finisce di poco al lato. Ruffini ancora, Ruffini col sinistro e Lucentini. Ramuzzi chiede a Secarelli di accorciare, sbaglia però il passaggio, l'ex progetto futsal, Reise Ramos di punta, finisce a terra, non c'è fallo di Mastalli, recupera palla la Virtus Ciampino che riparte con Secarelli, ancora Secarelli, la tocca verso Felicetti, quindi rimessa che sarà ribattuta, lo farà ora Muzzi, pallone raso terra e c'è la rete, si sblocca l'incontro con Secarelli che sigla a 8 minuti e 24 secondi il suo 7° gol stagionale e il 79esimo da quando gioca alla Virtus Ciampino. Papitto con rischio però, Jessichigna ora, Jessichigna con la finta, Jessichigna ancora sulla... no, e becca il palo e ancora Luzzi. Jessichigna, ora Ramos, la conclusione ribattuta da Luzzi su schema da corner, intanto però errore l'universale della 10 Livorno, ma la sua carriera parla per sé. Intanto Lioi allontana e tiro ribattuto da Dato, ex Academy Torino. Intanto c'è l'errore della Virtus Ciampino e pareggia la 10 Livorno con Ramos a 14 e 11 della ripresa verso Shai, così è Shai la conclusione sul secondo palo, tocca corto verso Lucentini, la fa passare verso Piersimoni, ancora Piersimoni se ne va con un numero, Piersimoni il tiro e blocca. Ora Jessichigna, tocco però di Piersimoni che va sulla sinistra, ancora Piersimoni a Tupperto con Pizzotto, Piersimoni se la suola e pallone che va fuori. Che occasione questa per la Virtus Ciampino e c'è il fischio, si riprende con la 10 Livorno ad aggredire subito la Virtus Ciampino che tuttavia intanto c'è il tiro a incrociare di Piersimoni, parte Jessichigna direttamente in porta, c'è deviazione sul tabellone per quanto riguarda la voce la 10 Livorno, 1-1 il punteggio. Tanto il tiro e c'è il gol di Jessichigna sporcato. Fatto sta che la 10 Livorno a 4:40 si porta in vantaggio con Jessichigna che sigla il 12° gol stagionale. Ora Centola ancora, tiro sulla distanza, in gioco Piersimoni, lo fa verso Lucentini, quindi Felicetti sulla destra, punta Jessichigna, ancora Felicetti, mette al centro, Ramos ci mette per il fisico Felicetti, quindi ancora sul secondo palo, l'ex progetto futsal con le compagne. Ora Muzzi verso Felicetti, ancora Muzzi, tiro però che finisce alto, parte la Virtus Ciampino, ora Piersimoni prende metri, ancora Piersimoni su Ruffini e becca il palo. Felicetti, Secarelli al centro, dal Pizzol che interventa, ancora dal Pizzol, specialmente letale questo, fatto sta che la Virtus mantiene il possesso in qualche modo, evita intanto il gol. Ora Jessichigna, Piersimoni col sinistro, si esaurisce questa ultima occasione per la Virtus e in questo momento c'è la sirena, la 10 Livorno pugna il Pala Tarquini con risultato di 2-1. Siamo con Capitan Centola della Virtus Ciampino, 2-1, seconda sconfitta in campionato, partita che si era messa bene con la gol di Secarelli, poi la rimonta del Livorno. Cosa è successo? Cosa è successo? Abbiamo perso, fa male, quindi poi parlare dopo la partita non è mai positivo, secondo il mio punto di vista. Sicuramente lavoreremo in settimana su ciò che non è andato, non è stata una prestazione sotto la sufficienza per quanto mi riguarda, però c'è tanto da fare. Ora una trasferta in Sardegna contro la Sciardana, che cosa bisognerà fare ora? Quello che dirò alle ragazze, ma conosco il gruppo quindi so quanto valiamo e che domenica bisogna dimostrare, quindi domenica si va in Sardegna per i 3 punti, né per un punto né per altro, 3 punti. Grazie Ilaria.